Allora, cos'è reale? Il drago rosa con le ali disegnato o la fantasia, la cartina a terra? E perché ci deve essere una moralità? L'essere umano può andare avanti, può avere una strada senza un sistema di vita e senza una moralità? Può permettersi chiunque di usare e vivere solo con il buon senso? Questa è la domanda grave. C'è necessità di un sistema che ci impone e ci dice come dobbiamo vivere e in che gradino sociale siamo? E una moralità che ci impone di essere contro, a volte, il buon senso? Ci rendiamo conto che l'assurdità e l'assurdo esiste nel momento in cui andiamo contro l'essere umano? Allora l'essere umano può essere fuori dagli schemi. Questi sono schemi prodotti da una società. Si può vivere fuori dagli schemi? Questa è una domanda che vi faccio a tutti. Siamo consapevoli, abbiamo la consapevolezza che l'essere umano è qualcosa di superiore a schemi e moralità, ma è un valore maggiore e che ha intrinseco tutto il buon senso, tutto dell'essere natura, che ogni persona sceglie il male minore per se stesso, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, in qualsiasi ove e in ogni misura. Allora ci chiediamo perché questo esiste, perché quest'altra cosa esiste, che può essere denominata male. Il male